Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, visto che questa dirigenza, questa proprietà, direttori sportivi, tecnici, hanno, ci hanno rubato tutti noi tifosi, diciamo, qualsiasi sogno e speranza, proviamo noi a riportare l'AC Milan di Milano alla gloria. Come potete vedere, Paolo Maldini arriva come allenatore, manager, direttore tecnico sportivo, fa tutto Paolo, il nostro Paolone, che purtroppo ingiustamente ci hanno. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Fioi, ci hanno rubato tutto, i sogni, la speranza, qualsiasi cosa, e allora il Cube vuole riportare l'AC Milan di Milano in alto. E lo facciamo con Paolo Maldini allenatore. Paolo Maldini ha preso la squadra, tutto, fa tutto Paolo. La dirigenza ci ha levato Maldini, noi ce lo riprendiamo. Allora raga, l'obiettivo è il seguente: riportare, come abbiamo visto anche nella contestazione di ieri, il milanesimo, quindi cercheremo di portare di nuovo giocatori dell'AC Milan di Milano, comunque giocatori italiani, riportare un po' di identità che a questo Milan manca, che ci ha portato al nono posto fuori da tutto, e con l'Inter che il 31 alzerà il cielo la quarta Champions, quindi la beffa finale. Detto questo raga, dobbiamo cominciare con il calcio e mettiamoci anche in mercato. Prima però bisogna vendere ragazzi, cioè bisogna vendere, perché io voglio vendere un bel po' di gente. È arrivato un club, una proprietà araba, un Paolone ci ha portato gli arabi, quindi abbiamo un budget illimitato e dobbiamo cercare di portare il Milan alla gloria. Ma non è che budget trasferimenti, è anche troppo alto, non pensavo così alto, cazzo. Va bene. Vabbè, diciamo che comunque Maldini vuole riportare la C Milan al vertice. Chi vendiamo? Tutta la gente che penso che tutti noi milanisti vorremmo vedere a fanculo. Primo giocatore, sinceramente, aggiunge, no, scusate, era un po' che non gioco, comunque siamo con Football Life, la patch con tutto praticamente. Allora, ok, perfetto, e uno, vediamo se è salvato. Ok, secondo Ciucuesi, fuori ai coglioni. Tammy o Tammy Abraham, lascia voi la scelta, fuori dei coglioni. Emerson Royal, posso svincolarlo? Svincoliamo Royal, non voglio neanche vederlo, ciao. Sinceramente anche Florenzi lo svincoliamo, quelli che proprio non ci piacciono. Voss, vabbè, teniamo i giovani. Simone Branca, Sottil, svincola, vai. Certi giocatori non li voglio più vedere. Felix, vendiamolo. 2000 portieri. E vabbè, ma qua, aspetta, ne hanno messi anche troppi. Togliamo via gente in più, perché se no non mi capisco. Maldini sta facendo piazza pulita, non vuole più vedere niente di tutto quello che è stato Furlani, Ibra, Scaroni. Ci siamo rotti i coglioni. Vogliamo basta. Anche se i giovani qua, anche se sono forti, non mi interessa. Fa tutto parte della proprietà peggiore della storia del calcio. Ora tutti dai coglioni. Origi, questo l'ha preso Paolone, ma va bene, vendiamo anche. Dobbiamo toglierli tutti dai maroni e ripartire con la proprietà di Paolone d'oro e gli arabi. Questo è il nostro sogno. Bongo, vendiamolo. Terracciano, l'uomo che, mamma mia, Terracciano, Bongo, mi ha messo in, ok. Bartesaghi lo teniamo per simpatia. Se hanno messo tutti, non hanno messo Camarda. Incredibile. Silvano Bosso, la nave, fuori dai coglioni. E stiamo facendo piazza pulita. Torriani, Sportiave. Allora, Musa, ciao. Jovic. E qualcuno l'ha anche esaltato dopo i gol nel derby. Buono, abbiamo fatto un po' di piazza pulita.
Allora, Teo, io venderei anche Teo e Leao, però teniamoli almeno per la prima finestra di mercato per capire se hanno voglia di giocare. Adesso cerchiamo di capire che squadra vogliamo fare. Cioè, se vogliamo tenere Leao dobbiamo tenere questo modulo per forza, purtroppo. Ma intanto mettiamo Gimenez. Sì, dobbiamo cambiare mezza squadra. Mamma mia. Va bene. Allora direi che serve almeno dobbiamo rifondarla, assolutamente, tutti servono. Allora, cominciamo dal primo colpo che voglio assolutamente fare. Anche se ho messo difficoltà alle trattative massima, quindi non sarà facile. E si parte con Sandrissimo nostro che Paolo lo vuole riportare. Le cifre ci sono, gli arabi ce l'hanno detto. Ok, blindiamola a 5 anni. No, vabbè. Sì, sì, proprio lo voglio a tutti i costi, quindi Sandrissimo arriverà alla corte. Sì, chiaramente abbiamo messo difficoltà massima, poi vediamo. Cerchiamo di portare... Allora. C'è bisogno di Italia. Un difensore centrale come Calafiori può fare a casa nostra, bisogna capire se vuole venire. Ok, noi paghiamo tutto. Come primo anno non abbiamo, diciamo, limiti di acquisti, nel secondo anno però solo 3 per stagione, perché sennò con questo budget possiamo cambiare ogni volta la squadra. Quindi. Ok. Bisogna rifondare, gli arabi non vadano a spese. Ok. Poi serve un attaccante. Eccoci qua ragazzi, il colpo che vogliamo, Gyökeres. Deve essere il nostro centravanti titolare. Puntiamo anche su gente giovane. Gli arabi non vadano a spese, quindi abbiamo il difensore, il centrocampista, l'attaccante, sono alla destra serve. Serve una cazzosissima alla destra. Andiamo in ordine. Eccoci qua, chiaramente andiamo con acquisti, è vero che i soldi ci sono, ma andiamo anche con giocatori possibili, non dobbiamo, almeno per il primo anno, esagerare. Tipo Lamine Yamal. Qua non sarebbe male fare che vabbè. Vediamo. Chi potremo portare alla corte? Chiesa, anche se speriamo che non sia veramente in orbito Milan, perché se no viene da piangere. Giù questi qua, li mandiamo via tutti, ovviamente non vogliamo sta gentaglia. Che ce ne servono 2 a destra, uno. Potremmo riportare, c'è Carletto, potremmo riportare. Scusa, Maldini ha puntato, doveva fare una cosa alla Paolo Maldini, ma sì, che sforzo. Riportiamo anche Carletto. Non lo so dire, aspetta. Non lo soddisfa.
Attenzione, Carletto ce l'ha ancora con noi, Maldini lo vuole riportare però. Paolone lo vuole riportare. Vedremo. Jeremy Pino. Devo comprarne almeno due, cazzo. Questo è un mio pupillo. Bah, 23 anni, potremmo portare anche lui come riserva. Ma lui come riserva me lo porto volentieri. Quando Paolone è piena libertà fa anche le scommesse come riserva, andrebbe benissimo. Ok, adesso però voglio capire ovviamente dalla sinistra perché Leao non mi dà garanzie. Ok, come ala sinistra vediamo un po'. Andiamo proprio su Jeremy Pino come si chiama. Aspetta, devo aspettare perché ne ho già fatti troppi. Ok, però sarà Pino probabilmente il giocatore che ci andiamo a prendere. Le idee chiare Paolone. Vuole portare alla corte del Milan i campioni. Offerte di lavoro squadra nazionale, ma a noi non interessa in questo momento. Ma sì, io spero che vadano via tutti, se no li svincolo tutte ste merde. Serve un terzino sinistro anche, ma che l'abbiamo già le idee abbastanza chiare. E un terzino destro, tutto serve praticamente. Ora vediamo un attimo. Allora, trattative. Allora, Bondo. Chi lo vuole? Il New England Revolution, accetto. Ciao. Salutiamo Warren Bondo. Giocatore fortissimo. Allora, Calafiori e arriva la corte. E uno. Gyökeres e arriva la corte. Sandro Tonali e arriva la corte. Attenti agli ingaggi. Carletto e arriva la corte. Kang Jin Lin come riserva a destra, è perfetto, molto bene, magari vederlo Milan così, quindi Maldini ritrova il suo CDK e adesso però dobbiamo andare a prendere Pino che intanto farà la riserva di Leao perché noi diamo comunque a Leao devo aspettare ancora, diamo il beneficio di provare come si dice, a rimetterlo a posto con Paolone. Se vediamo che fa cagare, salutiamo a gennaio sia Paolone che Teo che tanto. L'unico indispensabile Reinders, diciamo, eccolo qua, l'immagine che tutti noi vorremmo vedere, ma purtroppo non ci sarà più. Questa è l'immagine, sì, questa sarà l'immagine di copertina anche Paolone e Sandro, ecco il Milan che vogliamo rivedere, che purtroppo eccola qua, è da piangere. Va bene. Sì, ho ingaggiato tutti, che bello, che bello. Trattative, andiamo avanti con il mercato, facciamo la prima giornata, se non sarà facile, voglio già dire che comunque siamo a livello massimo, sarà dura. Allora, vediamo se posso prendere Pino. No, Pompino. Scusate, no, vabbè, vorrei trovare lo stesso. Jeremy Pino. Ok. Ecco, con gli ingaggi devo stare attenti. Ok. E adesso andiamo su Maxime de Kuiper. Ok. Che va bene come...
Non è convinto. Poi, che te insomma spero che qualche garanzia possa darmela, io farei un'altra operazione di un giocatore che non è male, che vogliamo... Tanto venderò tanti ragazzi, quindi eccolo qua, Paixao. Ho Milan che vuole proprio cambiare tutto, o quasi. Ok. È solo pensare a un altro centrale però. Eccolo qua, l'ultimo colpo per questa stagione. È vero che ho avuto problemi fisici, ma Maldini punta anche su di lui. Rivoluzione, o quasi. Staremo a vedere se riusciamo a portare a casa i risultati. Tanto c'è la prima giornata, non abbiamo già tutti gli acquisti, però vabbè, insomma, la maggior parte ci sono e questo è importante. Tanto facciamo altri tagli perché certi giocatori proprio non riesco a vederli, mi viene troppo da vomitare. Allora, Tammy, lo svincoliamo. Proprio ragazzi, Maldini non ha pietà. No, chi vuoi che voglia sta gentaglia. Saprei chi togliere. Allora, Ciucuese. Teniamo Felix per il momento, che almeno ha un nome più bello. Per fortuna che gli arabi sponsorizzano bene, quindi possiamo permetterci questo, ragazzi. Ok, intanto in attesa di nuovi acquisti metto Gabbia al posto di Tomori, che era per carità di Dio. Ok. L'unico che mi dispiace è un po' Pulisic, ma come si dice, avrà sicuramente spazio. Ecco, sì, questo è poco, ma sicuro. Buon raga, ci siamo, dai, intanto c'è Tonali, quindi quando c'è Sandrino Tonali sono tranquillo. Aspetta un attimo. Capitano Sandrissimo. No, direi di no. Ecco. Tutto Sandro, fioi. Tiratore angoli Sandro. Rigorista Gyökeres. In attacco facciamo salire Calafiori. Ok. Raga, ci siamo pronti a vincere la stagione subito contro la Roma di Claudio Ranieri, fiori. Quindi subito partita tosta, partita difficile. Raga, si parte con il nuovo corso Arabi Paolo Maldini, la combo dei soldi. Guardiamo tutto così diamo anche la presentazione della mod. Vedere Sandrino là mi emoziona. E si parte. Lo stadio è tornato pieno, raga. Comunque sul terzino destro non lo so. Forse rimaniamo così perché non ho visto nessuno disponibile che mi ha, diciamo, emozionato. Vedremo. Rivedere Tonali è qualcosa di meraviglioso. Tijani è l'unico che non ha... Che non posso neanche modificarlo, hanno fatto un po' così. La faccia di Tijani è l'unica un po' così. Torna anche De Kettel, felicissimo di lavorare di nuovo con Paolone. Adesso Paolone ha un ruolo completo. I tifosi ovviamente danno tempo a questa dirigenza, a questo allenatore, a questa squadra.
Non c'è più Scaroni, non c'è più Forlani, non c'è più Ibra, non c'è più Moncada e quindi solo per questo va bene. E si parte, ragazzi. Con calma, ragazzi. L'obiettivo è entrare in Champions. Sanno che tanti giocatori nuovi, è chiaro che devono trovare la chimica giusta e non sarà semplice. Walker per CDK. Subito la mette in mezzo. Ovviamente Gyökeres e Santiago Giménez e il Bebote. Due bei giocatori in attacco che si faranno staffetta. Con questa mod Football Life è qualcosa di meraviglioso. Scaricata, cambia tutto, anche il gameplay. Ho scaricato 1000 stadi, poi tra cui anche il penzo. Cioè, incredibile. Spero che la difesa è la parte che fa più paura. Però con gli ultimi colpi finiamo il calciomercato, cioè non possiamo rivoluzionare troppo. Poi arrivano solo 3 colpi all'anno, tra gennaio e l'estate, insomma. Real che deve dimostrare tanto insieme a te dopo anni deludenti, di delusioni grosse. Gyökeres, boom! Ed è subito gol. Victor Gyökeres 1-0. Che bello, ciao Paolo. Si parte subito a bomba dopo pochi minuti, siamo a livello massimo, Sandrissimo. Walker. Evita rischi inutili e la passa dietro. Angelino. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. La mette sul piano. Bravo Sandro. Attenzione Gyökeres, subito debutto meraviglioso. No, ma dai, addirittura subito anche giallo? No, vabbè. Subito giallo per Walker. Primo monito della C Milan di Milano. Attenzione al faraone, Sandrissimo. CDK, peccato. Attenzione però qua Sule. Bravo Gabbia. Il Fofi. Subito Leao comunque assist. La cura Maldini forse fa già effetto, chissà. Leao, madonna, Leao scatenato. Leao se ne va. Rafa. Ecco. Sappiamo che sotto porta Leao non è proprio un fenomeno. Però dai, buon Milan, CDK, il pubblico applaude. Carletto. Fallo su Carletto. Come fallo contro? No, vabbè, guarda. Vergognoso. Subito il cupolotto. Tonali. Milano siamo noi. E noi siamo il Milan, no? La dirigenza di prima che finalmente è andata a fanculo. Chiaramente in questo mondo comediano, che in realtà non è così. Giocata nello spazio, in profondità. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Aia! Mamma mia, qua Dobvik. Calafiori. Walker. Carletto. Tijani, Carletto. Ancora azione stupenda tra Carletto, tra il belga e l'olandese. Tijani, peccato. Attenzione qua. Possiamo abbassarci anche un attimo, tornare normali.
Magic la tira per Tijani a Walker. CDK. Brutto errore qua. Attenzione. Teo dorme, grande Magic, mamma mia. Cuore, diavolo, vinci per noi. Attenzione, Cristante. Il Cri. Stefan. Parata tranquilla di Magic. Primo tempo, buon Milan, dai, però anche la Roma si è vista, dai. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Stai buono. 45 minuti per Dai, con calma. L'obiettivo è comunque entrare in Champions. Mi fare bene, siamo anche in Champions, credo, quindi. Attenzione, attenzione. Molto bene Teo, poi la perde. Ecco Teo. Ah, se l'ha svegliata, Tonale di testa la e svetta Sandro, ma recupera la Roma. La Roma ci sta provando con Claudione Ranieri. Vuole portare la Roma in alto. Gyökeres. Subito per Charles. Vai Charles. Bravo Charles. Tijani. Gyökeres. Azione strepitosa rossonera. Peccato. Peccato. No, ma dai. Peccato. Attenzione Cone. Bravo Walker. Gyökeres la mette lunga per Charles. Charles. Carletto non riesce a passare. Sandrissimo. Molto bene per Walker. Però lascia Tijani. Qua sbaglia Tijani. Ma recupera Leao. Che la perde. Attenzione, Tijani. Tijani per Gyökeres fuori gioco. Facciamo qualche cambio, voglio provare anche altri giocatori. Allora, no, che cazzo stai facendo? Allora, no. Allora, proviamo. Intanto mettiamo Pulisic. Mettiamo che in forma. Tomori, beh, Calafiori non è molto in forma. Loftus-Cheek. Tijani non mi ha convinto oggi. Mettiamo Santi. Mettiamo Helbe Bote. Un po' di cambi. Vediamo il Bebote. Teo. Loftus-Cheek. È un po' che centrocampisti, però secondo me Pulisic. Subito Pulisic. Un centrocampista in più dobbiamo prenderlo. Magari un giovane che però può far bene. Fofana. Pulisic. Bravo Puli. Per Loftus. Ancora per Pulisic. No, brutto. Entra Pellegrini, esce Paredes. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio.
Dybala. Opta per il lancio lungo. Occhio. Bravo Gabi. Fa il calcio di punizione. Ma fallo di cosa? No, non ho proprio capito questo. Occhio. Bravo Sandro. Fofana. Occhio. Mamma cosa ha preso qua. Intervento fondamentale. Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. Per Pulisic, Chris, vai Chris. Bravo, Cheek. E Bebote. Pulisic. La mette in mezzo. Walker. No, accumulativo, scusate. Ha mancato il bersaglio. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Altri cambi per la Roma. Siamo all'84esimo. Sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Pellegrini. Il Milan. Manca poco alla fine. Devono difendere questo vantaggio. Tonali. Grande Tonali, Loftus-Cheek, Fofana, il Fofi. Ma cosa fa il Fofi? Mamma mia, il Fofi. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Che bello i giocatori che stoppano la palla così. Scodella in avanti. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Noto qua, si sbagliano in due. Attenzione, Dybala, mamma mia, Dybala. La gioca sulla destra. Seli. No, guarda la cagata, alla fine. Magnanti Mamma mia, cosa ho rischiato. Ha munito Teo. Facciamo due partite, facciamo anche un'altra. Sarà un po' più lungo sto video, ma pazienza. No! Matteo dorme. Qui è costretto a cedere il pallone. Andiamo a vincere per partita importante per il morale, dai. C'è molto da lavorare, ma va bene. Tanto si incazzano tra romanisti. Oh, generosa. Buona la prima di Paolo. Da manager a tutto tondo. Ok, Venezia pareggia. Molto bene. L'Inter perde col Genoa. Perfetto. Un bel inizio. Intanto arriva Scalvini. Così sistemiamo la difesa. Jeremy Pino. Igor Paixão, così siamo coperti anche in fascia. E così togliamo anche Felix. E di cui per come riserva del buon Teo. Serve un centrocampista centrale. Walker. No, però Walker lo teniamo, dai. Anche se a destra sì, sono un po' così. Ok ragazzi, stiamo venendo Joao Felix. Alla fine Loftus-Cheek penso di tenerlo, vediamo, potrebbe essermi utile. È arrivato anche Ricci. E stiamo trattando Francesco Camarda che c'è, così ce lo prendiamo. E Claudio Echeverri come giovane dal City, pupillo del Cube. La vedi tutti, Echeverri è un giocatore che insomma ormai è sulla bocca un po' di tutti. Allora, vediamo. Intanto mettiamo a posto i numeri. È chiaro che abbiamo tanti giocatori offensivi, Forse ne ho presi un po' troppo, però Felix è in uscita. E Pulisic dai teniamo almeno quest'anno. Qua però, come centrocampisti, allora, Musa lo svincoliamo. E ci rimane Ricci, Tonali, Fofana, Reinders. Anche Pino può farlo, Loftus-Cheek lo teniamo, ok? Come terzini destri, due ne abbiamo, sinistri, Martesaghi sinceramente lo svincoliamo, Pareto, buon uomo ma lo svincoliamo. Centrali, 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, Gabbia lo teniamo come uomo Milan. Sinceramente Pavlovic, tanto cuore ma uno scarpone e si bastano. Due portieri, rosa corta. Buono raga, abbiamo fatto la squadra.
Forse a destra, protezione destri no, per il momento non ne vedo. Comunque saranno due gli acquisti all'anno, non tre, perché sennò comunque sono troppi, quindi solo due all'anno possiamo fare. Adesso abbiamo la Fiorentina, quindi abbiamo anche il girone di Champions. Vediamo contro chi siamo. Intanto vediamo chi ha vinto la Supercoppa. L'Atalanta, godo. UEFA Champions, fase a gironi, scrivente della Champions, vecchio Porto, Girona e Salisburgo, girone abbordabilissimo. Vediamo tutti i gironi. Shakhtar Bayer, Salonico, Stella Rossa, Real, Liverpool, Atalanta, Rangers, Madonna che girone, Paris, Barcellona, Benfica, Bruges, Inter, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, City, Atletico, Juve, Celtic, bel girone, il nostro si può superare, PSV, Arsenal, Monaco, Island e Zenit, Bayern Monaco, Fenerbahce e Dinamo Zagreb. Perfetto. Molto bene. Ok, qua abbiamo già problemi di formazione. Proviamo subito di cui per Teo, che sta meglio. E Walker, Jimenez, che comunque voglio vedere se nel caso facciamo l'ultimo colpo di mercato. Jeremy Pino, gioca a sinistra, non può far tutto. E Igor lo stesso sinistro, quindi destro solo. Vabbè, andiamo così. Siamo contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. Andiamo. E dopo chiudiamo questo primo video. Io chiedo sempre se volete la serie, però da riportare il Milan in alto, tanto che non porto una serie così dai fiori. Aspetta. Raga, non è che Salvato dobbiamo giocare così, non siamo all'Artemio Franchi, non ho settato bene probabilmente lo stadio, scusate. Perché c'è l'Artemio Franchi? Porca miseria, che pippone. Sorry guys. Purtroppo mi sono dimenticato di salvare. Dai, che adesso concentrazione. Occhio. Vediamo Jimenez, Tijani. Moise Ken. Mamma mia che rischio. Fiorentina parte a bomba. Poi Calafiori. Sandrissimo. Fofana. Bravo Sandro. Sandrissimo, Sandrissimo. Victor. Fofana fuori gioco di Leao. No, invece no, scusate. Leao, mamma mia. Vai Sandro, che palle, volevo far vedere il Franchi. Devo salvare sempre, però. Attenzione Gyökeres. Subito buon Milan. Sandrissimo. Calafiori. Solo no. Bravo Scalvini. Vai Giorgione. Per De Kuiper. Vai Raff, vai Raff, vai Raff, vai Raff. Raff la mette in mezzo. De Kuiper subito. Goodmanson. Ma Calafiori c'è, svetta bene. Gyökeres. Carletto, Carletto. Prova il tiro Carletto. Però, troppo lontano. Bruno. Ottimo. Sentite i cori per la story, bello cazzo. Attenzione Leao, Leao. Ma perché Leao anche nel gioco è un coglione? Cioè, ve lo spiegate. Vai Sandro. Niente.
Vai Gimenez, bravo. Sandrissimo. Scodella in avanti. Bravo Sandrissimo per Gyökeres. Kedelaer. Carletto. Buon Milan per la Fiorentina, tiene. Carletto. Ecco, la squadra è fatta, adesso bisogna lottare. Zaniolo. Il risultato è ancora sullo 0-0, ma le squadre ci stanno Fofana, bravo. Fabio, si stanno affrontando a viso aperto. Stanno cercando Carletto. il vantaggio e hanno le idee Carletto se ne va molto bene. Però qua recupera Tijani. tempestivo a sbrogliare la matassa. Carletto, Carletto. Il Carletto non passa. Recupera Gimenez. Prova a metterla in mezzo. Fofana, Fofana, fuori. Bisillabo di infelicità. Partita equilibrata comunque al Franchi. Il tentativo di palla filtrante. Bravo Maxim. Destinazione. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Victor. Uovo di cui per le A le A. Bravo, bravo Victor. E sarà una semplice rimessa battuta dal portiere. Allarga il gioco a destra. Palla Faccio. Bravo Cala. Fuori gioco però. Cos'era? Ah no, fallo proprio. Scalvini. Milan molto più italiano. Tonali, Fofi. Vai Victor. Tijani. Prova il tiro, è murato. Poteva passarla qua l'olandese. c'è l'opportunità per il controllo. Attenzione che buco, che buco. La Fiorentina si abbassa un po'. Forse gioca più in contropiede adesso Scalvini, bravo. Sfondato, ma ha reso la vita Sandro. difficile alla difesa. Iniziativa Fofana. intelligente. Magari avrebbe potuto creare Leao. soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. La mette in avanti. Zaniolo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Molto bene. Mosso bene. Non è riuscito a sfruttare questa occasione. Cerca di lanciare il compagno. Ok, qua la Fiorentina però con lì l'ex. Oh che buco. Grande Magic, sta salvando il culo Magic. No, guarda che cagato. Go. Mamma mia, fai Magic Show. E con questa azione cala il sipario sul Mamma mia ragazzi. finora da entrambi i lati, ma può Ultimi 10 minuti da panico per i rossoneri di Milano. il risultato è inchiodato sullo 0-0. Adesso sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Leao. Squadre che entrano negli spogliatoi. Dai però Raff. Vediamo se i Woodmanson. mister caricheranno le Bravo molle. Cala. L'arbitro Tonali. ha fischiato l'inizio di questa seconda parte. Buono per Leao, buono per Leao. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Leao. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Adli. Cavolo mai, non è una partita semplice. Il Franchi non è mai semplice. Alza la testa, la ricerca di un compagno in avanti. Bravo Calafiori. Molto bene. Ragioniamo. Scalvini. Scalvini. Di Kuiper. Fofana. Fofana c'entra. Un giocatore viola ma recupera. Maxim. Già te in panchina, scelta forte di Paolone d'Oro. E torna come manager a tutto tondo. Verticali. Fa tutto. Ecco che viene seguito sulla fascia. No. Arbitro e fallo. Vai. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli Meno male. Ma stai buono. Orolugio esce, entra Fagioli. Speriamo non ci siano scommesse. Ah, Ivana vuoi rinviare? Che cazzo? Carlo.
Comunque è un calendario difficile, le prime due, cazzo, Tijani. Gyökeres ancora per Tijani. Tijani. Fermato. Muzzo. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. E che roba nostra. Alza la palla in profondità per il suo compagno. Bravo Scalvini, buttala su. Cedendo il pallone lungo. Raffaele. Leao non ce la fa passare. Non passa Leo. Gran prova di forza. C'è da fare dei cambi, Leao mettiamo. Aspetta. Era Pino e destro, ovviamente. Paixão anche lui è destro. Ok. Proviamo Igorone. Al posto di Fofana mettiamo Ricci, De Ketteler. Mettiamo Pulisic. E il Bebote. È una squadra lunga, una squadra finalmente una squadra di calcio, cazzo. Mandragora. Mix di giovani. Fagioli. Fuori gioco? No, non è fuori gioco. Attenzione Moise Ken. Tempismo. Bravo Scalvini. Sta scherzando? Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. No, beh, questo è un rigore inaccettabile. Da fare. Vediamo. 10 metri. Che brutto errore che ho fatto. Gudmundsson contro Magic. Gol della Fiorentina, incredibile. Rigore regalato. Cioè, se aveva già perso palla, ha fatto una scivolata in più. Vabbè. Forse l'estremo difensore si è mosso troppo presto e lui ha capito 1-0 per la Viola. però davvero ben calciato. Pulisic per Tijani. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Ci voleva sto errore, bravo Tijani. Pulisic. Vai Cri. Non contentissimo di queste panchine, Cri. Attenzione, qua non puoi aspettarla però. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così possono tornare in partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Vai Gimenez. Esatto, Fabio. Di cui per bene Gimenez un po' meno, ma sono giovani. Sandro. Ricci. Ecco Ken. Riceve il passaggio. Siamo al 73esimo, ragazzi. Dai, perdere subito la seconda, no. Ora va pulito in questo frangente. Pulisic per Tijani, malissimo, però lunga. Bell'anticipo. Gli automatismi mancano ancora. Bravo Sandro, fuori gioco. Come si è messa la gara? Devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Anche di parecchio. Entra Bove, grande Bove. Entra anche Parisi. Attenzione, sbaglia il Bebote. Tonali. Ricci. De Kuiper. Attenzione Samuele. La mette in mezzo. Paixão subito. Ecco gol di Paixão. Appena entrato. Igor Paixão. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non Paolone indovina il cambio. il portiere. Grande Paolone. Non è riuscito a vederla partire. Che golazzo. Li ho messi giusti perché. Ok, sì. Ecco. Tanto ho segnato e Leao no. Molto bene. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita, Attenzione Dodò. Molto bene. No. Non ste cagate però. Calcio d'angolo per la Viola. Mamma mia, ancora me. Incredibile. La palla ferma 2-1 per la Fiorentina. Dovevo ancora lavorare tanto, Fio, l'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza Il Bebote, Tonali. Gianni è morto, Fio. Adesso
Pulisic, Cri. Anche se solo con un gol di scarto. Capitan America, Fioi. Hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. 35esima pareggiata. Era importante comunque un punticino al Franchi. Niente. Devono stare attenti. Perdere palla in questo momento potrebbe essere Palla pericoloso. dunque a cercare un compagno in avanti. Ricci. Ricci vede bene Paixao. Tanto benissimo. La difesa. Eh, Ci mette una pezza. peccato. Ricci. La prende Scalvini. Di cui per stanchissimo anche lui. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Bravo, Calafiori. Le difese, i centrali sembrano a posto. Errori purtroppo su palle da fermo. Sandro, bravo Sandro. Anche Ricci è entrato bene, ecco. Vai, dai, sconfitta. Sappiamo che dobbiamo lavorare, ci sta. Tutti in avanti. Goodmanson ci punisce addirittura col 3-1. Risultato severissimo. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Tripletta, se non sbaglio. Una situazione Vabbè. difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente. È il tutto. Vabbè ragazzi, dai, una vittoria, una sconfitta. Sappiamo che dobbiamo lavorare. La squadra c'è. L'obiettivo della Champions è non possibile di più, però certo, 3 bombe le abbiamo prese. Peccato, tutti gli ultimi minuti sono buttati in avanti, è andata male. La Venezia è grande con la Lazio gol. E l'Inter 2 sconfitte di fila, ragazzi. Rischia Serie B per l'Internazionale, anche la Roma 0 punti. Vabbè, raga, campionato pazzo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Spero possa interessare una serie un po' così della rinascita della C Milan di Milano con Paolone d'Oro Baldini. Ciao!